Il lupo è ormai stanziale nell'altopiano dei 7 comuni dove la convivenza con le attività umane si fa sempre più complicata. Le predazioni sono all'ordine del giorno anche in questo scorcio d'estate con la stagione dell'alpeggio appena partita. La Regione ha deciso di dare un deciso cambio di rotta su questo argomento. Negli ultimi anni abbiamo visto uno scontro acceso tra il mondo animalista che vorrebbe vedere i lupi come i cagnolini fuori dalla porta di casa e il mondo invece magari dall'altra parte che vuole invece l'eradicazione totale del lupo. Noi sappiamo che il lupo è tutelato a livello internazionale, non si può ovviamente cacciarlo, ma è una specie che va tutelata, ma si deve ovviamente trovare un equilibrio tra la presenza e l'attività dell'uomo e la presenza di questi grandi carnivori. Scatta quindi il piano sperimentale della Regione e dell'Università di Padova, già testato positivamente in Trentino. Un piano che riguarda sia tutta una serie di misure di prevenzione che vanno a limitare ovviamente gli attacchi del lupo, ma anche tutta una serie di misure di messa in sicurezza per quel che riguarda il bestiame, sia per i bovini ma anche per gli ovicaprini. Il progetto partirà a breve e riguarderà 5 malghe in tutto il Veneto. Ma non è tutto, perché sul tema dei grandi carnivori c'è da tenere presente la nuova programmazione comunitaria. L'ultima risale al 2014, il lupo non era ancora una presenza stabile e quindi non erano previsti finanziamenti particolari. Con la nuova programmazione noi chiederemo misure straordinarie, ma soprattutto andremo ad introdurre dei finanziamenti europei per prevedere le guardianie, quindi dei soggetti che saranno pagati dai malgari attraverso questi fondi che noi metteremo a disposizione per il controllo proprio nei pascoli dei bovini e degli ovicaprini.